Sabato 10 marzo si è concluso il concorso fotografico È Donna. Siamo andati alla presentazione della mostra Musile di Piave, il servizio di Eleonora Bilal. Cinzia Bianco, segretaria dell'associazione Idealmente. Di cosa si occupa la vostra associazione? La nostra associazione si occupa di eventi culturali, però questo è il nostro primo evento in assoluto perché ci siamo formati nell'agosto del 2011. Siamo un gruppo di amici più che altro che si sono riuniti per proporre delle iniziative per il comune di Musile di Piave e per il nostro territorio. Questo nostro primo evento è stato caratterizzato dalla ricerca di foto storiche da mettere in contrapposizione con foto di attualità, e il soggetto era stata la donna, è donna, punto esclamativo, cioè la donna dalle molteplici sfaccettature, la donna che lavora, la donna di casa, la donna che comunque è impegnata sia nel sociale che nella vita politica che nella vita di tutti i giorni. È un concorso a cui hanno partecipato fotografi di tutta Italia. Quali sono le foto vincitrici? Al concorso hanno partecipato 83 persone provenienti da 15 regioni su 20. Noi siamo molto felici perché il paese di Musile, piccolo nella sua realtà, è riuscito ad arrivare così distante. Tutte le foto verranno spedite a New York e verranno esposte in un ristorante rinomato. Il nostro successo è quello di aver raggiunto molte persone e molto distanti tra loro. Alberto Lucchetta è presidente della giuria. Qual è il criterio che avete usato per assegnare la vittoria? Allora, se noi concepiamo la fotografia come un linguaggio artistico, dobbiamo valutare sia il contenuto che il contenitore, ovvero il contenitore è appunto come è stata realizzata la fotografia, quindi parliamo di composizione, parliamo di correttezza dello scatto, di raffinatezza artistica, ma dopo valutiamo ovviamente anche il contenuto, ovvero quello che la foto vuole trasmettere. Una mostra, sindaco, divisa in due sezioni, che vede protagonista da una parte la donna del passato e dall'altra la donna dei nostri giorni. Quali sono le differenze che sono emerse? Sicuramente è intanto un'evoluzione tra virgolette del ruolo femminile molto importante. Abbiamo riscoperto tradizioni, passato appunto dei nostri nonni e quindi sicuramente con un grande entusiasmo per capire com'era la vita di qualche decennio fa, e oggi appunto un ruolo importante delle donne nella nostra società che va dal livello istituzionale, politico, imprenditoriale. Abbiamo visto appunto molti lavori che erano quasi esclusivi del settore diciamo maschile, oggi invece vengono abitualmente svolti dalle donne, per cui sicuramente un passo importante. Oggi stiamo lavorando anche a livello istituzionale e politico per le famose quote rosa. A me non piace mai definire quote rosa perché sembra etichettare con una sorta di plafond il ruolo femminile, invece bisogna creare le basi perché culturalmente si possa avere quella uguaglianza in tutti i settori, ovviamente in tutti i lavori dove le donne hanno dimostrato sicuramente grandi capacità, e quindi questo è un altro elemento importante, un altro messaggio con questa mostra fotografica per dire e rispecchiare quello che è il grande valore della donna, che poi si sposa anche con la parte della maternità e quindi con il discorso familiare, che è un altro tema sul quale appunto potremo discutere per ore, ma però oggi vogliamo solo ringraziare appunto la donna per il ruolo che ha nella società moderna.